per rendere operativo il nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione e la sicurezza nei locali della Movida veneziana. Importuna i passanti in evidente stato di alterazione psicofisica e poi si scaglia contro le forze dell'ordine. I carabinieri hanno arrestato a Jesolo un 30enne straniero. Anziana detective di Chioggia blocca le ladre mentre stanno prelevando con il suo bancomat al centro commerciale, chiama i carabinieri, è accaduto a Piove di Sacco. Paura questa mattina nella zona di Fusina dove si è rovesciata una barca sul posto, i vigili del fuoco e i militari della Guardia Costiera che hanno salvato il pilota. Secondo caso di West Nile nel veneziano, si tratta di un'anziana di 75 anni di Cona ricoverata in neurologia a Piove di Sacco, non in condizioni gravi e sotto osservazione. I bambini sono stati i veri protagonisti dello Jesolo Safety Day al mare in sicurezza, una giornata speciale organizzata presso la spiaggia di Nemo a Jesolo. Completate nella notte le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del bambino migrante. L'opera realizzata da Banksy nel 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalone a Venezia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Via libera dunque dalla Giunta Comunale di Venezia per rendere operativo il nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione e la sicurezza nei locali della Movida veneziana. Sentiamo. Stiamo lavorando ormai da mesi su questo protocollo d'intesa, abbiamo trovato subito la sponda del prefetto e ormai siamo arrivati al termine. Manca solo la firma una volta che la prefettura chiamerà e il protocollo per la prevenzione e la sicurezza nei locali di Venezia sarà effettivo. È un accordo importante che vuole valorizzare quelli che sono i pubblici esercizi che svolgono, oltre che insomma, un aspetto del divertimento delle persone, ma anche un presidio di sicurezza nelle nostre città. E quindi questa intesa è un modo per dare degli strumenti in più per cercare di favorire quello che è la sicurezza appunto nei locali, la tranquillità, la serenità di chi appunto frequenta questi posti, e quindi abbiamo messo in piedi tutta una serie di strumenti, di azioni da intraprendere per ogni locale. Una sorta di patto cooperativo tra i gestori e le forze di polizia che va a concretizzare le direttive dell'interno dello scorso gennaio. Dall'installazione di sistemi di videosorveglianza all'esterno dei locali a un'adeguata illuminazione fino a veri e propri vigilantes. Che verrà poi formato direttamente dalle forze dell'ordine in collaborazione con le associazioni di categoria, che metteranno a disposizione tutte le loro il sapere loro e le loro strutture per formare queste persone. Venezia fa da capofila come tante altre iniziative come l'antipacottiglia, come l'antimovida, siamo sempre all'avanguardia come Venezia, ci prendiamo la responsabilità come amministratori di amministrare una città unica al mondo e quindi siamo contenti di fare da apripista per le altre città. Il protocollo, specifica l'assessore, non va a introdurre il divieto di somministrare alcolici dalla mezzanotte alle 7 del mattino, ma ribadisce l'obbligo per esercenti e clienti di rispettare quanto già sancito dalle previsioni di legge nazionale, ovvero il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici per i pubblici esercizi dalle 3 alle 6 e per gli esercizi di vicinato dalle 24 alle 6. Grande lavoro per le forze dell'ordine nei giorni scorsi sul litorale. A Jesolo è stato arrestato un uomo molesto a Caorle, rubate catenine d'oro durante un concerto. Importunava i passanti in evidente stato di alterazione psicofisica e poi si è scagliato contro le forze dell'ordine. I carabinieri hanno arrestato a Jesolo un 30enne di nazionalità straniera dopo essere stati chiamati da residenti e turisti che segnalavano un cittadino molesto. Una volta giunti sul posto i militari l'hanno visto inveire contro di loro e poi prendere a calci l'auto di servizio. Una volta neutralizzato l'hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto per lui un anno di reclusione.
Poco distante, a Caorle, domenica sono state strappate catenine d'oro durante il concerto del rapper Shiva, cui hanno partecipato quasi 2000 giovani. Durante l'evento un gruppo di ragazzi si è rivolto ai poliziotti chiedendo aiuto perché si erano sentiti tirare via la catenina dal collo. Alla fine del concerto le forze dell'ordine hanno ristretto i varchi d'uscita per verificare, insieme ai malcapitati, se riuscivano a individuare i presunti responsabili. E in base alle testimonianze sarebbe stato intercettato un gruppo di 5 giovani provenienti da Genova a bordo di una BMW, poi bloccata e controllata attraverso il riconoscimento della targa da parte della polizia locale. A bordo sarebbe stata trovata una catenina d'oro. Sono in corso gli accertamenti della polizia del commissariato di Portogruaro, ma al momento non ci sarebbero indagati. Anziana blocca le ladre mentre stanno prelevando denaro con il suo bancomat. È accaduto in un centro commerciale a Piove di Sacco. Quando sul proprio telefono è arrivato il messaggio che l'avvisava in tempo reale di un prelevamento dallo sportello bancomat del centro commerciale dove si trovava, non ci ha pensato 2 volte e lo ha raggiunto, sorprendendo le 2 ladre che poco prima le avevano rubato il portafoglio all'interno del Piazza Grande di Piove di Sacco, intente a prelevare. Una 75enne di Chioggia non ha esitato e ha bloccato una delle 2 donne con il volto coperto dalla mascherina mentre la complice si dava alla fuga. L'anziana derubata ha poi chiamato i carabinieri. Le 2 ladre avevano appena prelevato 1.000 euro in contanti. I militari arrivati al centro commerciale hanno identificato la ladra, risultata essere una 30enne bulgara con una lunga sfilza di precedenti per furto. È stata denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Nelle tasche della donna c'erano 1.700 euro, di questi 1.000 appena prelevati con il bancomat della 75enne di Chioggia, a cui sono stati subito restituiti, e altri 700 che sono stati sequestrati. Vicino all'uscita di un punto vendita del centro commerciale è stato invece recuperato il portafogli della 75enne con tutti i documenti. Alle 10.30 di questa mattina una barca si è capovolta nella laguna di Venezia. Il pilota, finito in acqua a causa di un'onda mal affrontata, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto. Nessuna conseguenza per l'uomo, che non ha richiesto cure mediche. I vigili del fuoco hanno segnalato l'imbarcazione sommersa con una boa e procederanno alla rimozione per evitare rischi ambientali. West Nile, ora, mentre è fuori pericolo il 67enne di Cavarzere che ha contratto l'infezione nei giorni scorsi, c'è un secondo caso di West Nile trasmesso da puntura di zanzara sul territorio dell'ULSS 3 Serenissima. Si tratta di un'anziana di 75 anni di Cona ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Piove di Sacco, non in condizioni gravi. Attendiamo solo la conferma definitiva degli accertamenti, spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria Vittorio Selle. La donna, residente in una zona rurale, in una casa senza zanzariere ed abituata a coltivare l'orto, ha accusato febbre e malessere e si è rivolta al pronto soccorso. Ora è sotto osservazione. Ha inaugurato ieri sera il numero verde 116-117, attivo 24 ore su 24, disponibile al momento per ogni cittadino dell'ULSS 3 Serenissima, numero al quale rivolgersi per accedere a cure mediche non urgenti e ai restanti servizi sanitari e sociali del territorio. Sta già rispondendo a una prima richiesta? Sì, ho sentito la mamma, in pratica, di una bambina che è allergica al latte e che ha mangiato erroneamente un gelato. Quindi ho raccolto i segni e i sintomi, cioè i sintomi di cosa presenta la bambina. Un servizio attivo da Mestre 24 ore su 24, disponibile al momento per ogni cittadino dell'ULSS 3 Serenissima o anche di qualunque visitatore si trovi fisicamente entro i suoi confini, che potrà comporre il 116-117 per ricevere informazioni, cure non urgenti, consigli di continuità assistenziale ed eventualmente venire indirizzato al servizio più utile. Si risponde ai dubbi, si suggeriscono percorsi e si evita di intasare il medico di base o il pronto soccorso per questioni che possono essere risolte anche via telefono. Assolutamente non è un servizio di pronto soccorso o d'urgenza, collaboriamo col 118 per qualsiasi motivazione, sia in entrata sia in uscita, cioè se un utente chiama noi e viene classificato come un utente che ha bisogni urgenti, viene passata la chiamata al 118, mentre se viene contattato il 118 per problemi non urgenti, il 118 passa la
telefonato a noi, c'è proprio una simbiosi. Gli operatori lavorano in una struttura di 800 metri quadri sorta lo scorso ottobre in piazzale Giustiniani a Mestre e dotata di impiantistica e tecnologie innovative sia dal punto di vista ecologico che informatico. Costata 3.315.000 euro, finanziata da fondi PNRR regionali e propri, al suo interno convivono e interagiscono tra loro la centrale operativa territoriale e la centrale operativa 116-117. Abbiamo 35 operatori che lavorano su 24 ore e quindi abbiamo turni che si differenziano a seconda del volume di attività. In questo momento possono essere dai 5 agli 9 operatori presenti in base all'orario, chiaramente in orario serale con la copertura della continuità assistenziale viene potenziato il servizio. Accanto ai centralinisti sono sempre presenti anche un medico e un infermiere di riferimento per svolgere, se e quando necessario, un consulto e un triage sanitario telefonico che indirizzi il paziente verso il percorso più idoneo. Siamo andati in Germania e abbiamo scoperto un applicativo di triage certificato con protocolli scritto da medici che può essere usato da operatore laico, per cui l'operatore laico con un'intervista che fa al cittadino con una serie di domande che variano a seconda delle risposte, riusciamo a capire che priorità ha quel bisogno sanitario. Un servizio destinato comunque ad ampliarsi in tutta la regione a partire dal 2026. L'economia ora, perché a Mogliano c'è stata l'assemblea di Confapi Treviso Venezia in un clima di incertezza internazionale e di problemi che toccano le imprese come il reperimento di nuove forze lavoro a partire dai giovani. Oltre 250 presenze all'Assemblea dei Soci Confapi di Treviso e Venezia. L'appuntamento a Mogliano, l'attualità internazionale, guerre in corso e dazi americani agitano il mondo delle piccole e medie imprese in cerca di risposte attraverso il confronto. Tavola rotonda moderata dal giornalista Mario Giordano sul tema inverno demografico e occupazione, i dati emersi dalla ricerca condotta dall'Università di Padova sui giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che nella scala delle priorità slitta al 6° posto, nelle prime 3 posizioni famiglia, salute e tempo libero. I valori stanno un po' tutti sullo stesso piano, mentre un tempo erano verticali, c'era la famiglia, gli amici e il lavoro, punto, poi veniva tutto il resto. Oggi invece c'è una pluralità di valori e quindi loro nei confronti del lavoro cercano occasioni e opportunità che mettano insieme come una sorta di puzzle il lavoro con le altre dimensioni di vita. Fino a qualche anno fa il potere contrattuale era esattamente l'inverso, cioè era l'azienda che selezionava. Oggi sono i giovani che decidono qual è il lavoro o qual è l'occupazione, la mansione che corrisponde di più alle proprie attese, alle proprie gratificazioni. Il Covid ha rivoluzionato l'approccio alla stessa sede fisica di lavoro. Quell'esperienza però ci ha fatto toccare palpabilmente che un'altra organizzazione del lavoro è possibile, senza doversi mettere in strada, inquinare, consumare tempo, sprecare tempo in spostamenti. Quindi o il lavoro è vicino a casa oppure si decide di andare all'estero. La carenza di personale è solo una delle sfide che le imprese di casa nostra devono affrontare. Le difficoltà devono essere rilette come opportunità. Il punto di forza di noi, come la vedo io, delle piccole e medie aziende è sicuramente l'eccellenza, cioè noi creiamo eccellenza, siamo il punto forte dell'Italia perché la piccola e media azienda è quella che trascina l'Italia e è quella che crea eccellenza e che crea valore, soprattutto per l'estero, perché abbiamo visto che l'Italia ormai è piccola per noi e comunque sicuramente ormai dobbiamo parlare di Europa per non parlare del mondo. Certamente ci sono degli spunti interessanti che sono relativi alla valorizzazione dei mercati interni. Infatti noi come Confapi Venezia e poi Treviso stiamo studiando proprio delle soluzioni anche fieristiche per poter fare una promozione dei prodotti del nostro territorio per ampliare i mercati anche all'interno della comunità europea. Bambini protagonisti a Jesolo per imparare a divertirsi e a passare il tempo in spiaggia in modo sicuro e consapevole. I bambini sono stati i veri protagonisti del Jesolo Safety Day al mare in sicurezza, una giornata speciale organizzata presso la spiaggia di Nemo e dedicata alla sicurezza in mare. L'iniziativa promossa dal Comune di Jesolo e dal Consolato Onorario del Principato di Monaco con la collaborazione della Fondazione Principessa Charlène di Monaco ha trasformato la spiaggia in un'aula a cielo aperto. L'obiettivo principale è quello di lottare contro l'annegamento
divertimento e soprattutto di favorire la pratica e l'educazione dei bambini attraverso lo sport. Tra le dimostrazioni delle unità cinofile da salvataggio, manovre salvavita con l'ASLA 4, giochi e laboratori in acqua sulla sabbia, i piccoli partecipanti hanno imparato divertendosi come rispettare il mare. Riusciamo a dare un messaggio di sicurezza, di formazione e di informazione che fa sempre bene. Jesolo è riconosciuta perché ormai da molti anni gli annegamenti, gli infortuni a mare sono sostanzialmente assenti, però è sempre importante tenere il punto e coinvolgere soprattutto i più giovani. Il progetto, sostenuto anche dalla Federazione Italiana Nuoto e Jesolo Turismo, ha riscosso grande successo e si inserisce nel programma delle iniziative per la giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento voluta dalla OMS. Sono state completate nella notte le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del bambino migrante. L'opera, realizzata da Banksy nel 2019 sulla facciata di Palazzo San Pantalone a Venezia. Dopo 6 anni di esposizione agli agenti atmosferici, alta marea e salsedine, circa il 30% del murale risulta danneggiato. L'intervento di restauro è ora in fase avanzata. La porzione di muro è stata trasferita in laboratorio, dove si procederà con la rimozione delle parti compromesse e il ricollocamento dell'opera su un nuovo supporto alveolare pensato per garantirne la conservazione a lungo termine. Una volta conclusi i lavori, l'opera tornerà visibile al pubblico. Ed era questa l'ultima notizia per il TG di Venezia. Grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, il nostro meteo. Arrivederci.